Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il governo, incarico che ho accettato con riserva. Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e all'esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno espresso il loro sostegno a favore di questo nuovo progetto politico. Il futuro governo giallo-rosso nasce così, con Giuseppe Conte che alle 9:30 varca la soglia del Quirinale per incontrare Mattarella e ricevere l'incarico. E dopo un'ora di colloquio le parole chiave per l'esecutivo in embrione. Che non sarà un governo contro, sarà un governo per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese. Realizzerò un governo nel segno della novità. E questo è il momento di una nuova stagione, un'ampia stagione riformatrice. Parole che riecheggiano quelle del segretario Dem Zingaretti ieri al Quirinale. L'esigenza ora di costruire un governo di svolta e di discontinuità per questo Paese. Non c'è alcuna staffetta da proseguire e non c'è alcun testimone da raccogliere. C'è semmai una nuova sfida da cominciare. Fare subito, fare in fretta, questa è l'indicazione di Conte. Ci separano poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio, dobbiamo metterci subito all'opera per definire una manovra economica che contrasti l'aumento dell'IVA, che tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita. Ora però si va al vedo, creare la squadra di ministri. Tempo fino a lunedì per sciogliere le riserve ed è qui che il terreno può farsi minato. Chiederò che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla creazione di un programma omogeneo. Solo dopo aver ben definito tutte le cose da fare insieme si potrà decidere chi sarà chiamato a realizzare le politiche concordate. E su questo chiediamo che si rispettino le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica. Dal Veneto intanto il commento del governatore Zaia è lapidario. È una chimera e ci vuole coraggio a mettere in piedi un governo come questo. Gli italiani prenderanno atto che siamo l'unico paese al mondo dove chi ha perso le elezioni governa. E comunque vedremo, poi le valuteremo sui fatti, visto e considerato che abbiamo delle partite urgenti che si chiamano Autonomia, che si chiamano TAV, Pedemontana, grandi navi, Mose e molto altro ancora. Il centrodestra scalpita, Fratelli d'Italia chiama la piazza, Forza Italia si dice preoccupata, la Lega tuona. 60 milioni di italiani sono in ostaggio di 100 parlamentari che hanno paura di mollare la poltrona. Nel carroccio tuttavia non sono in pochi, pur non ufficialmente, ad addebitare lo stesso Salvini il suicidio politico di aver provocato la crisi e di esserne rimasto vittima. Ma Zaia ne difende l'onestà di intenti. Ha fatto bene a staccare la spina, visto e considerato che la contrapposizione ormai erano molte. È stato corretto anche perché ha detto se i no si trasformano in sì noi ci siamo, ma evidentemente i no resteranno no.